mi ha fatto piacere, la situazione insomma è un work in progress, diciamo così. Posso solo dire che le difficoltà che ho manifestato a titolo personale ormai 3 mesi fa mi hanno fatto incontrare persone che mi hanno voluto bene, molto bene, quindi valutiamo. Amministrative a Castelfranco, Stefano Marcon pronto a ripensarci. Dopo aver annunciato a sorpresa 3 mesi fa l'intenzione a rinunciare alla candidatura per il secondo mandato, oggi il primo cittadino, altrettanto a sorpresa, fa capire di essere pronto a scendere nuovamente in campo. Motivi personali, famiglia e lavoro, ha più volte sottolineato Marcon, l'avevano spinto al passo indietro. Ora quella decisione potrebbe essere rivista. Se riuscissi a risolvere qualche problema di tipo personale sul quale sto lavorando, se ne potrebbe parlare. Le pressioni del resto non sono mancate. La Castellana è un feudo importante della Lega e Marconi in questi 5 anni è stato uno dei sindaci di punta del partito che su di lui ha puntato e vinto anche per la guida della provincia. Il suo dietrofront e la difficoltà nel trovare un altro candidato per Castelfranco stavano creando qualche problema alla Lega, che ora, alla luce del ripensamento, quelle bottiglie di prosecco che boffa in frigo è pronta a stapparle.